flavescentia dorata fa parte di quelle malattie associate alla presenza di fitoplasmi. Cosa sono i fitoplasmi? I fitoplasmi sono dei microrganismi privi di parete cellulare che possono stare o dentro una pianta o dentro il corpo di determinati insetti, prevalentemente cicaline, che sono quelle che poi trasmettono la malattia da pianta a pianta. Cambiamenti della malattia negli ultimi anni, diciamo che da quando è ricomparsa nel 2015, 2018 e poi 2020 ha avuto la stessa dinamica che ha avuto negli anni 90, e cioè una grande presenza in quei vigneti che non erano stati trattati e quindi la popolazione del vettore Scaveus era molto alta, e quindi lì abbiamo avuto una grande epidemia, soprattutto i primi 2 anni, ma poi messa subito sotto controllo con i trattamenti negli anni successivi. Mentre i vigneti che avevano popolazioni molto basse o addirittura assenti non sono stati praticamente toccati dall'epidemia della flavescentia dorata. I sintomi della malattia possono interessare uno o più organi della pianta. I più comuni sono l'ingiallimento o arrossamento delle foglie con il ripiegamento verso il basso del margine fogliare. I sintomi possono già comparire al germogliamento, che risulterà essere non uniforme o addirittura assente. I germogli in seguito avranno uno sviluppo stentato, le infiorescenze possono disseccare prima della fioritura. In prossimità della raccolta si può riscontrare anche la mancata lignificazione dei tralci, il graduale avvizzimento degli acini ed il successivo disseccamento di tutti i grappoli, oltre a un portamento ricadente della vegetazione della pianta sintomatica. L'intensità ed il momento di comparsa dei sintomi sono influenzati anche dalla differente suscettibilità varietale che presentano le diverse cultivar di vite. Lo Chardonnay è una delle varietà più suscettibili, manifesta accartocciamenti fogliari precoci con l'ingiallimento della lamina fogliare, disseccamento dei grappoli già a partire dalla legagione. Inoltre, spesso, a fine stagione, i tralci non sono lignificati e c'è la caduta anticipata delle foglie. Il Pinot Grigio è una varietà molto sensibile alla flavescenza dorata. Anche in questo caso i sintomi compaiono precocemente, le infiorescenze si possono disseccare e staccarsi anche prima della fioritura. La vegetazione con il tempo assume un portamento ricadente e stentato. Anche la Garganega risulta essere una varietà particolarmente sensibile. I sintomi in questo caso compaiono in maniera graduale. A giugno con l'ingiallimento e un leggero accartocciamento del margine fogliare che si accentua con il tempo, oltre al graduale disseccamento dei grappoli a partire dalla fase di allegagione. La Glera risulta essere una varietà suscettibile. I sintomi fogliari sono in alcuni casi meno marcati, con delle decolorazioni a chiazze della lamina fogliare. Il disseccamento dei grappoli può avvenire sia prima che dopo la fioritura. Il Merlot è invece una varietà più tollerante nei confronti della flavescenza dorata. Solitamente i sintomi sono poco visibili e compaiono a stagione inoltrata. Le foglie manifestano arrossamenti fogliari seguiti dall'accartocciamento del margine. La Corvina è una cultivar poco suscettibile. I sintomi compaiono dopo la fioritura con arrossamenti fogliari e accartocciamenti appena visibili. I grappoli tendono a disseccare durante l'invaiatura dopo il graduale appassimento degli acidi. Infine, anche il Corvinone è una varietà piuttosto tollerante alla flavescenza dorata. Le foglie evidenziano sintomi lievi che si accentuano solo a fine stagione, con l'arrossamento delle foglie.
I grappoli anche in questo caso si disseccano dopo l'invaiatura. Inoltre, data la tardiva comparsa dei sintomi, non è raro riscontrare tralci sintomatici correttamente lignificati.